Buon pomeriggio. Siamo lieti di accogliervi oggi 5 settembre 2021 al 17° Festival Organistico di San Michele Arcangelo, edizione 2021. Doverosi ringraziamenti per il fondamentale supporto accordatoci anche in un momento sanitario così complicato, alla parrocchia di Salsa che ci ospita, Don Graziano Denardo, qui presente, al Vescovo Corrado, all'amministrazione comunale di Vittorio Veneto, in particolare all'assessore alla cultura Antonella Uliana, qui presente anche lei, al Lions Club, alla prestigiosa associazione Giuseppe Serassi ed altri esercenti e collaboratori che hanno dato un sostegno concreto alla realizzazione dei concerti. Prima di addentrarmi nei particolari del festival, inviterei per un breve intervento introduttivo l'assessore Antonella Uliana. Sì, un saluto molto volentieri in apertura di questo festival organistico, appuntamento di qualità che ormai caratterizza l'offerta culturale e musicale della nostra città. Vittorio Veneto si sta connotando sempre di più come città della musica. I concerti quest'estate si sono susseguiti, numerosi, ancora continuano. Culmineranno con il concorso internazionale di violino fine settembre, primi di ottobre, e poi con il corale. Quindi io non posso che ringraziare associazioni come questa che danno una mano all'amministrazione con il lavoro di tanti volontari ad aumentare e ad ampliare quella che è l'offerta culturale e musicale della nostra città. E poi in questa sede così particolare, nella quale io non so se a voi capita, quando io ascolto la musica tendo a chiudere gli occhi perché riesco ad assaporarla di più. Qui gli occhi si tengono aperti perché abbiamo davanti a noi due opere d'arte molto belle di due artisti fondamentali per la nostra città, l'Annunciazione di Paietta, artista di Vittorio Veneto, nato a Serravalle, e la Cacciata degli Angeli Ribelli di De Min, artista bellunese ma diventato poi profondamente vittoriese nel momento in cui ha dipinto anche, ha decorato l'aula civica del Museo della Battaglia. Ecco, mi piace sempre abbinare la musica, come in questo caso all'arte, alla pittura, perché queste due arti sono quelle che ci fanno ricercare il bello e la ricerca del bello è quella che ci aiuta a vivere meglio. Buon ascolto a tutti. Ringraziamo l'assessore Antonella Uliana e inauguriamo oggi la stagione organistica con la giovane di origine cinese Yang Hu, che sta completando gli studi di secondo livello al Conservatorio di Venezia sotto la guida di Gianluca Libertucci. Yang Hu proporrà un programma vario e accattivante incentrato in parte sull'arte della trascrizione organistica. Al termine del concerto verrà data la borsa di studio, novità introdotta lo scorso anno, borsa di studio per giovani talenti dell'organo emergenti, per onorare la memoria dell'avvocato Sergio Santorio, che insieme alla moglie ex docente di organo del Conservatorio di Udine, professoressa Maria Santorio Frontebasso, hanno contribuito finanziariamente alla costruzione dell'organo Pasquale Ferrari, dato alla comunità di Salsa nel 2004. A tal proposito porto i saluti della professoressa, oggi impossibilitata ad essere presente alla consegna, mentre saluto tra il pubblico l'organaro Pasquale Ferrari, costruttore dell'organo. Se avrete piacere di sostenere questa e i prossimi appuntamenti, potrete farlo con un'offerta libera negli appositi contenitori che troverete nelle porte di entrata e uscita. Prima di passare alla musica, ricordo brevemente di rispettare le norme anti-Covid, che ormai tutti conosciamo. Raccomando di spegnere i cellulari per evitare interferenze con la tenda TV, che ringraziamo per la ripresa. Invito brevemente il dottor Matteo Maragoli per una brevissima introduzione a spiegazione del concerto, per poi dare spazio alla musica e ci ritroviamo alla fine per la consegna della borsa di studio a Yang Hu. Grazie.
brevissima e brevemente, cerco di rispettare, ma cerco di trasmettervi il pensiero di Yang Ku che ha avuto nel confezionare questo particolarissimo programma, che idealmente è un percorso, un viaggio incorniciato da figure estremamente importanti nel mondo organistico del Novecento storico, a partire da Jean Alain, di cui lei, Yang, ci tiene a sottolineare che quest'anno sono 110 anni della nascita, essendo nato nel 1911. È morto tragicamente a soli 29 anni, combattendo nel giugno del 1940 all'inizio proprio della Seconda Guerra Mondiale. Jean Alain apre il programma con una delle sue composizioni più famose per organo, il Giardino sospeso, e Yang ci tiene a sottolineare che intende un po' tutto il programma come una sospensione, anche perché è incentrato su un tema a lei particolarmente caro, che è la trascrizione di musica nata per altri strumenti, pianoforte, orchestra e altre tipologie strumentali, trascrizione per organo, particolarmente cara al mondo d'Oltralpe. La cornice si chiude con gli ultimi due autori, Olivier Messiaen, sempre francese, grandissimo organista, del quale viene eseguito uno dei brani del 1936, uno dei brani di questo grande affresco della Nativité du Seigneur ispirati al Natale. Quindi entriamo anche nella teologia in musica, la musica che esprime i concetti teologici particolarmente legati all'organo, strumento principe del culto cattolico e cristiano in gran parte. E la prima esecuzione appunto avvenne nel 1936 alla Trinité. Per finire con Peter Eben. Chi è Peter Eben? È stato un grandissimo organista boemo che ha studiato a Praga, ma è anche stato un importante compositore. E lui ha scritto anche questo grandissimo affresco musicale ispirato completamente al libro di Giobbe nel 1987, composto di 8 brani, dei quali verrà eseguito il numero 7. All'interno di questa grande cornice del Novecento storico, del grandi organisti e compositori del Novecento storico, abbiamo numerose trascrizioni, a partire dal barocco Jean-Philippe Rameau, trascritta dall'organista inglese Edwin Lemaire, Bach, il preludio e fuga, la fuga su tema della fuga per violino solo, quindi opera bachiana trascritta da se stesso per organo, oppure il concerto in sol maggiore, che è una trascrizione da Johann Ernst, principe di Sassonia-Weimar, famoso monarca, ma vissuto solamente 18 anni. Per passare a due pagine pianistiche, Frédéric Chopin e Franz Liszt, che non hanno bisogno di presentazione, essendo stati due grandissimi pianisti del XIX secolo, qui trascritti per organo. Quindi tutto questo programma di trascrizioni incorniciato dal Novecento storico, e Novecento storico, concludo, che finisce con Peter Eben, anche lui che si collega come Jean Alain alla tragicità della Seconda Guerra Mondiale, essendo stato internato a Buchenwald quando aveva solo 14 anni, nonostante fosse cattolico, ma il primo convertito della sua famiglia, che era di origine ebraica. Quindi questo legame particolarissimo che lega il Novecento storico, e con un grande saggio sulla trascrizione per organo, che sarà il tema della tesi, della grande tesi sulla trascrizione per organo, che porterà Yang in conservatorio a Venezia nel prossimo ottobre come laurea specialistica di secondo livello, appunto come già annunciato con Gianluca Libertucci. Buon ascolto.
Complimenti vivissimi, meritatissimi questi applausi. E adesso siamo giunti quasi al termine, siamo alla consegna della borsa di studio e invito l'assessore Antonella Oliana alla consegna. Bene, mi sembra di capire che volete un altro bis, forse? Ce la facciamo? Cosa dite? Ce la fai tu a fare un bis piccolo? Ok. Dai, ce la facciamo ancora un attimo. Enrico Passini, contabile numero 2. Ok, perfetto, benissimo. Allora la sentiamo ancora un attimo e poi ci congediamo da Yang Ku. Ancora un applauso, grazie. Mentre attendiamo che Yang Ku salga, io ringrazio voi pubblico veramente per questa giornata molto bella e accogliente per tutti. Ecco, adesso si sta preparando. Vi ricordo il prossimo appuntamento con Giovanni Tonon il 12 settembre. Grazie a tutti.